anche con la mascherina. Beh, è una cosa diversa anche per noi, buonasera a tutti. Il clima è informale, ci pare anche la maniera giusta per ricominciare. È una prova aperta, vuol dire che suoneremo, voglio dire. Però i brani li abbiamo provati tutti oggi, prima li avevamo mai visti, quindi se sbagliamo una nota, insomma, ce la lasciate anche perdere. Ve lo diremo se l'abbiamo sbagliata. La scaletta l'abbiamo messa appunto lì prima mangiando e quindi non so di preciso proprio cosa succederà, ma sono certo che succederà qualcosa di buono. Intanto cominciamo con un brano di Wayne Shorter, si chiama The Big Push. Mi dimenticavo una cosa importante, che è di ringraziare il Comune di Thiene e l'Istituto Musicale Veneto e Zuccato che ci hanno dato questa possibilità di provare insieme. Grazie.
50, 60, 70. Tra l'altro negli anni 60 scriveva molto anche per le musiche da film, e anche questo è un blues che Gasvini scrisse per un film di Michelangelo Antonioni. Il film si chiamava La notte, il blues si chiama Blues all'alba, e lo troviamo qui per la prima volta con voi.
Un altro brano di Wayne Shorter si chiama Tom Thumb. Well, LP, The Soothsayer, but Tom Thumb è il Tommaso o il cinema. Questo è un brano degli anni 60 che veniva dal un vecchio LP che si chiamava The Soothsayer.
nell'immaginario collettivo essere jazzisti voleva dire anche essere, anche usare le droghe, voleva dire sempre essere molto, tentare sempre la fuga in avanti, a molti è andata male. In quello è stato un periodo proprio, diciamo, pure abbastanza nero, anche se nell'immaginario quello è stato il miglior periodo del jazz, insomma, quello, il migliore non lo si può forse dire, ma quello che ha dato la nascita a molti capolavori, e tra i tanti compositori famosissimi di quegli anni ce n'è uno che invece è sempre passato in secondo piano, ed è Herbie Nichols, del quale vediamo questo Lady Sings the Blues.
suonato con Paolo Viero alle tastiere. Non avevamo mai suonato con Glauco al trombone. Adesso cose nuove.
Max Roach pensava di avere per la sua terra quella dei suoi avi. Lui era nato in America, ma pensava alle sue radici africane. E questo brano, il prossimo brano, è ancora tratto da quel tipo di repertorio. When Malindi sings, quando Malindi canta. Quando Malindi era una ragazza che veniva e solo quando canta riesce a essere se stessa. E noi cerchiamo di dare a noi stessi anche delle prove aperte
Abbiamo dei bei ricordi perché abbiamo suonato in Serbia nel 2019 insieme e ce lo ricordiamo tutti perché abbiamo fatto un viaggio di ritorno che è durato credo una ventina di ore. Da dove? Noi eravamo anche arrivati ai confini al ritorno abbastanza giusti. Poi è successo qualcosa? No. Ti assicuro che lo strano che andava più in là di tutti ci ha messo credo 24 ore alla fine per arrivare a casa. E un po' di più, quindi questa vacanza, chiamiamola così, ce la ricordiamo benissimo. E per questo facciamo il secolo delle coppie di Giocherito alla nostra maniera, non so come va. 4 batteria, andiamo. Non abbiamo fatto neanche un solo di batteria, questo è il problema.